Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Shogun 2 Total War. Oggi ci ritroviamo con un'altra bella battaglia d'assedio. Come potete vedere, l'esercito dei Good Shaman ci stanno attaccando e il nostro Naiko Akitoshi, il nostro caro generale appena corrotto, è pronto a respingere l'assalto. Come potete vedere abbiamo ben 2688 uomini contro 2094 uomini. L'unica differenza sono le mura che dividono i nostri eserciti. Quindi io direi che sia meglio cominciare la nostra cara battaglia e far vedere chi comanda al nostro caro. Bene ragazzi, ci ritroviamo all'interno del nostro campo di battaglia. Il nostro caro castello, come potete vedere, si sviluppa su ben due livelli dove possiamo posizionare le nostre care unità. È un castello in muratura, come potete ben vedere. Disponiamo di 4 torri per gli arcieri e ovviamente si divertiranno a scagliare frecce al di sopra dei nostri nemici e avranno tutte queste belle foreste per riparare le loro unità. E ovviamente, come vi ricordo, il nemico dispone anche delle belle Dovete unità prepararvi di a respingere artiglieria. il nemico, signore. Bene, allora il nemico dispone anche delle unità di artiglieria, ragazzi, come avete visto nella schermata principale, ha disponibili ben due unità di cannoni di legno, se non erro, e ovviamente dispone anche di unità di cavalleria con sciabola e della fanteria di leva molto ben addestrata, quindi dobbiamo posizionare il nostro esercito in maniera corretta per fronteggiare i nostri cari nemici. Allora, io direi di posizionare... Ehi, cosa sta succedendo a queste unità di katana? Ecco ragazzi, i cannoni di legno si sono presentati attivamente, ecco qua il fumo che fuoriesce dal terreno in fiamme e i cannoni di legno potete vedere che si ritrovano nella parte ovest del terreno. Maledizione, le nostre unità stanno per essere bersagliate, quindi le nostre tre katane che saranno fondamentali nello scontro corpo a corpo, utilizziamo una formazione allargata per evitare le perdite. Allora, il nemico ci sta attaccando da questo frontone, mettiamo immediatamente la nostra fanteria di leva in modo tale da scontrarci col nemico. Ovviamente il nemico da questo frontone non attaccherà ragazzi, quindi le nostre unità possiamo spostarle perfettamente su quest'altro frontone. Le unità di cavalleria possiamo spostarle vicino alla nostra torre numero 1 ragazzi, per difendere l'entrata, casomai qualche unità riuscisse ad entrare. Mettiamo anche altre unità nelle vicinanze della nostra entrata. Perfetto, il nostro generale mettiamolo in modalità formazione allargata, ovviamente sempre per precauzione. Bene, alcune unità attaccheranno anche da questo frontone, quindi alcune unità, ovviamente i nostri cari fucilieri, tiratori scelti, verranno messi in questa posizione. Le unità di lancia ragazzi verranno messe ovviamente nelle retrovie per difendere i nostri uomini nel caso qualche unità riuscisse a salire, e quindi vediamo se possiamo tenerli a bada. Allora prendiamo queste due unità di fucilieri e portiamole giù ragazzi, seguite dalle unità di katana, per vedere se possiamo intercettare queste truppe nemiche che stanno attendendo le nostre unità, oppure l'arrivo di altre unità su questa parte della mappa. Quindi diamogli una bella svegliata, prendiamo le altre truppe che si ritrovano ovviamente dall'altro frontone, che praticamente non sono utili a nulla, e portiamole giù. Bene, vediamo un po' cosa stanno facendo questi fucilieri qua giù. Allora, sono dei fucilieri molto esperti, ma ovviamente le nostre unità dispongono del vantaggio delle mura. E ovviamente c'è anche la torre numero 3, ragazzi, che ha dei cecchini qua dentro e praticamente nel momento in cui arriveranno glieli butteranno giù come mosche. Allora, vediamo un po' questi cannoni di legno, ragazzi, che continuano a far fuoco, rompono davvero le scatole. Gli manderei una bella unità di cavalleria per distruggerli, ed è proprio quello che farò. Anzi, mandiamo le uniche due unità di cavalleria fuori per dare una bella mossa a questi cannoni e mandarli via, ragazzi, perché nonostante siano cannoni di legno, danno sempre molto fastidio alle nostre unità, quindi le nostre cavallerie le manderemo dal frontone opposto per far fuoco sul nemico. Allora, vediamo un po', le nostre unità si stanno muovendo nella maniera più rapida possibile. Avanti, avanzate e mettetevi in posizione di fuoco. Perfetto, posiamo le nostre unità al di sopra di queste mura. Vediamo un po' se possiamo collocare più unità possibili in modo da offrire copertura alle nostre unità. Un'unità la possiamo lasciare anche nelle retrovie in modo tale da bersagliare i nemici che saliranno, e le katane saranno fondamentali per il corpo a corpo, perché ovviamente i fucilieri non sono abili come i nostri spadaccini. Attenzione ragazzi, ci sono delle unità di lancieri di leva che stanno per attaccare le nostre unità di cavalleria, quindi le unità di cavalleria dovranno attaccare velocemente e rapidamente. Velocemente, certo, perché dobbiamo effettuare un giro molto ben largo per evitare le perdite. Quindi andiamo avanti con la nostra cavalleria. Benissimo, i cannoni di legno stanno per essere mandati in rotta. Prendiamo un'unità di cavalleria e la spostiamo sul nostro lato destro, in modo tale
da offrire supporto alle nostre unità che si ritrovano in scontro a fuoco col nemico. Perfetto, le unità di cavalleria sono adesso libere, hanno mandato in fuga i cannoni di legno. Ok, il nostro generale può essere messo vicino alle nostre unità che sono in fuoco. Perfetto, ecco anche delle unità di cavalleria stanno per andare via e il nemico sta per scalare la sua montagna di pietra. Eccole qua le unità del nemico, ragazzi, che stanno per arrivare. Le nostre katane verranno messe in posizione d'attacco, ovviamente pronte con le loro sciabole a distruggere il nemico. Stanno per salire su, benissimo, e adesso le nostre katane li accoglieranno come se fossero dei cari amici. Fermiamo anche i nostri fucilieri in modo da accoglierli benevolmente. Chiudiamo anzi la formazione delle nostre katane in modo tale da renderle più efficaci nel corpo a corpo. E adesso i nostri fucilieri si divertiranno a far fuoco su questo nemico. Guardate un po', anche i nostri fucilieri dal lato superiore. Mettiamo altre unità di fucili su questo frontone. Benissimo, adesso le katane attaccheranno. Allarghiamo la formazione in modo tale da fare caricare più unità possibili. Guardate, un'unità attacca anche da sotto. Andiamo, voi dovete andare da questo lato, maledizione. Andiamo. Forza, sono qua su. Andate bene, benissimo. Forza, fate fuoco qua. Anche voi. Benissimo. Vediamo un po' da questo lato come sta andando. Le nostre unità di cavalleria possiamo inviarle verso queste unità di fucilieri. Perfetto, se la stanno cavando perfettamente. Ecco che stanno cercando di scalare il monte Everest questi ragazzoni. Adesso noi faremo tornare indietro i nostri fucilieri per farli scontrare con le nostre unità di lancia. Ovviamente il nostro generale ecco, dispone anche di un bel Winchester, sarà utilissimo per far fuoco sulle unità nemiche. Ok, queste unità possono essere anche girate dall'altro frontone. Molto bene, continuiamo a far fuoco. Le nostre unità di cavalleria stanno arrivando e stanno per attaccare le unità nemiche. Molto bene, le katane si stanno dando da fare. Hanno spezzettato i nemici come se fossero delle carni appese. Eccole qua, le hanno proprio le hanno accolte nella maniera migliore. Adesso le nostre katane saliranno nuovamente al piano superiore per dare un'altra scuoiatina ai nostri nemici. Ecco i lancieri che si stanno dando da fare per attaccare le nostre care unità di cavalleria. E adesso le nostre unità di cavalleria andranno ad attaccare ovviamente gli altri nemici per evitare che i lancieri li distruggano. Perfetto, allora rimane un'altra unità di fucilieri che rompe davvero le scatole. Adesso noi li distruggeremo. Mandiamo anche questi fucilieri a ricoprire questo lato della mappa. Perfetto. Allora, vediamo un po' cosa sta succedendo. Andiamo sempre alle cavallerie. Le cavallerie ormai non dispongono di molti uomini, sono state utili per distrarre il nemico. Da questo frontone stanno arrivando altre unità di cavalieri e ovviamente verranno accolte dalle nostre care carabine. Bene, vediamo un po'. Ok, questa unità continua a far fuoco sulle unità di cavalleria con sciabola. Anzi ragazzi, un'unità di katane la continuiamo a lasciare qui, perché probabilmente le sciabole scenderanno giù e avverrà un combattimento in corpo a corpo. Bene, allora le nostre cavallerie si ritrovano svantaggiate perché hanno affrontato davvero tantissimi nemici, hanno fatto a pezzi ben 106 uomini, un'unica cavalleria, e bene, hanno fatto davvero un ottimo lavoro. Allora, vediamo un po', ecco che stanno salendo le cavallerie con sciabola, ragazzi, vediamo se possiamo aiutare i nostri uomini. Allora, vediamo un po', ecco che stanno salendo su. Vediamo un po', queste battaglie ragazzi stanno avvenendo in una maniera proprio molto rapida, tanti assedi in queste ultime partite perché ci siamo ritrovati attaccati da tantissimi nemici, questi primi Guchuchomian, non ho mai capito come si chiamino veramente, comunque li stiamo accogliendo nella maniera migliore. Questo ragazzi è uno dei castelli che preferisco, anche se non l'avevo mai visto, comunque mi piacciono questi due piani e ovviamente mi piacciono anche come possono essere disposte le unità. Portiamo indietro le nostre unità di fucilieri perché in corpo a corpo con le sciaboline perderanno ovviamente, e utilizziamo il fuoco di copertura dei nostri uomini. Perfetto, da questo lato che cosa ritroviamo? Ancora le unità di lancieri ragazzi che stanno continuando a scappare nell'entroterra circostante e il loro morale è a pezzi, stanno tornando a casa loro ed è meglio, anzi è opportuno. La vittoria è vicina, perfetto, signore. Ok ragazzi, come avete potuto vedere le katane sono fondamentali nel combattimento corpo a corpo e in ogni esercito, o anche in ogni assedio, devono esserci, ovviamente, sono delle unità fondamentali nel corpo a corpo, quindi visto che in questo nuovo Shogun Fall of the Samurai ritroviamo tantissime unità di fucilieri, ovviamente quando scaleranno le loro montagne di pietra, ovvero i nostri castelli, le katane le accoglieranno in una maniera a dir poco fantastica. Infatti come avete potuto vedere ben
ben tre katane, sono riusciti a far fuori diverse unità di cavalleria ma anche diverse unità di fucilieri. E adesso daremo una bella occhiata alla nostra mappa conquista per vedere che cosa sta accadendo. Vi ricordo che siamo attaccati da ben 3 popolazioni, ragazzi, e quindi dobbiamo assumere intanto un controllo terrestre e anche un bel controllo in mare. Abbiamo perso solo 337 unità mentre il nemico è stato sconfitto. Ecco là che un cannoncino gli ha sparato nel sederino e il caro soldatino è finito sulle mie casette. Vediamo un po' che cosa accadrà. Bene, vediamo un po', nave costruita e resoconto del furiere. Il mio caro furiere è arrivato. Caro amico mio, che cosa è successo? Sono stati reclutati dei contadini all'interno delle nostre città. È una bella nave stata appena costruita all'interno della nostra città di Echigo, ragazzi. Ragazzi, Echigo ormai è sede di una importantissima battaglia storica e ovviamente tutto sta andando per il meglio. La provincia di Sato, ragazzi, è ancora prospera. Guardate un po', ancora è riuscita a rispondere agli attacchi dei Sendai. Comunque, vediamo un po' che cosa accadrà. Siamo in estate, ragazzi. Il nostro caro veterano straniero, il nostro amicone, il nostro Teddy Roosevelt è arrivato all'interno della nostra provincia. Avanti, amico mio, puoi avvicinarti. Ragazzi, guardate un po', c'è un altro esercito nemico appartenente ai nostri cari Kuchuchuniam. Eccolo qua. E praticamente, a quanto pare, sono in guerra anche con i Takayama. Diamo una bella occhiata all'interno del menu diplomazia per vedere che rapporti hanno con i nostri Takayama. Allora, vediamo un po' dove si trovano i nostri Kuchuchuniman, eccoli qua. Allora, si ritrovano, ah no, i Takayama sono loro alleati. Bene, guardate un po' dei nemici che si ritrovano, gli Josai, l'avanguardia Proshogun Nagaoka, modestamente, e i Nagoya, e ovviamente tutti gli altri nostri alleati, perché ci hanno seguito. Bene, allora, vediamo un po' che cosa riusciamo a fare. Guardate un po', ritroviamo anche in guerra, ragazzi, il clan dei Tosa, che si ritrova con appena una provincia all'interno della vecchia terra dei Chosokabe, ragazzi, lì a sud-est, a sud-ovest, scusate, e il clan dei Tottori. Guardate un po', il clan dei Tottori, ragazzi, è davvero molto ma molto ampio, praticamente è davvero molto vicino a noi, quindi il clan dei dottori può essere una vera minaccia. Intanto vediamo un po' come continuerà questo conflitto. Siamo anche davvero molto in rapporti molto ostili con i territori dei Saga che hanno appena 2 province, però quello che mi preoccupa molto è il clan dei dottori. Intanto vediamo un po' se possiamo stipulare qualche altro accordo commerciale. No, perché anche i Fukuyama ci hanno dichiarato guerra, ragazzi. Guardate un po', siamo praticamente alleati con pochissimi nemici, disponiamo anche degli ottimi rapporti con i Matsume che si ritrovano a nord, e potremmo anche richiedere una bella alleanza, ma questo ci aiuterebbe in mare, ragazzi. Se non altro possiamo richiedere, vediamo un po', la proposta è soddisfacente, possiamo avanzare, vediamo un po'. Perfetto, abbiamo stretto un'importante alleanza con questa nuova popolazione e anche per evitare di trovarcela contro. Quindi vediamo un po', anche l'avanguardia imperiale di Satsuma, che si ritrova nell'antica terra degli Shimatsu, è contro il nostro territorio. Allora, diamo una bella occhiata ai nostri obiettivi. Disponiamo, ragazzi, di 13 province su 14, quindi dobbiamo conquistare un'altra provincia entro l'anno 1870. Abbiamo ben 3 anni, ragazzi, per resistere e ben 3 anni per conquistare una bella provincia. Allora, per quanto riguarda la provincia da conquistare, ragazzi, io direi di conquistare o la provincia di Mino, ragazzi, però stando attenti sempre a questi eserciti, o la provincia di Ida, scusate, di Ida, perché non dobbiamo catturare una provincia che si ritrova circondata da eserciti nemici, per evitare quindi conquiste, spiacevoli conquiste. Quindi è meglio catturare una bella provincia che affaccia sul mare, in modo da ottenere anche del supporto con le nostre imbarcazioni. Bene, come vi ricordo, ho abbassato il livello delle tasse, così la nostra popolazione può stare tranquilla. Potete vedere che potrei metterla anche a livello basso, e quello che farò, infatti, in modo tale da aumentare i nostri introiti e ovviamente tenere sotto controllo sempre la popolazione, perché con la modernizzazione che va avanti, ragazzi, vi ricordo che i cittadini che appartengono quindi a questo impero, che è un impero basato sulle tradizioni e sull'antichità,
città, le modernizzazioni, ovvero il nostro caro Teddy Roosevelt, che è appena fuoriuscito dal quadro dell'Ottocento, gli stanno un po' sulle scatole, ed ecco perché continuano a ribellarsi. Intanto prendiamo questo caro esercito di rinforzo e lo riportiamo a sud di Shinano per aiutare il nostro esercito, che ha appena fatto fuori migliaia e migliaia di soldati, e diamo un'occhiata intanto alle nostre finanze. Incassiamo ben 3.580. Ragazzi, meglio incassare meno che ritrovarsi spiacevoli ribelli all'interno delle vostre case che minacciano le vostre famiglie e vogliono riprendersi il potere. E visto che siamo in questa posizione, vediamo che cosa possiamo costruire all'interno della città di Musashi. Possiamo costruire una bella stazione di polizia, ragazzi, per reclutare il nostro Shinsegumi, oppure un poligono per i cannoni. Questo non ci interessa. Qualcosa che ancora non abbiamo costruito: una scuola per i cadetti, oppure una bella industria artigianale. E io direi di basarci più sulla scuola dei cadetti, ragazzi, per modernizzare la nostra industria. E ovviamente ritorneranno delle tensioni all'interno di questa città per colpa della modernizzazione, ma una bella fanteria di leva dovrebbe risolvere il problema. Allora, ragazzi, possiamo avanzare anche di turno e vedere che cosa ritroveremo all'interno della prossima stagione, ma questo lo rivedrete all'interno del prossimo gameplay. E ovviamente all'interno dei prossimi gameplay ci concentreremo sulla conquista di un'altra provincia per portare a termine il nostro obiettivo, e ovviamente cercheremo di tenere sotto controllo le nostre province. Spero che il video vi sia piaciuto, mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti!